piacciono le more? Beh, è una domanda un po' ambigua. Queste qua Sì, buonissime queste more qua, buonissime. È che bisogna specificare. Sì, dai, no, subito mi metto in imbarazzo le more, aspetta, No. perché... Allora, siamo nelle campagne tra Campagnola di Zevi, Vallese di Oppiano, in una zona tipica di produzione di fragole, ma anche di piccoli frutti. E questa è una cosa che pochi sanno, perché questa è una produzione che si è affiancata alle fragole, vero? Sì, diciamo che è diventata interessante, almeno personalmente per la mia azienda, perché è un allungamento del periodo di raccolta. Secondo me il problema ormai che abbiamo in campagna è la manodopera, abbiamo già ripetuto in altre cose, cerchiamo di allungare il più possibile i periodi di raccolta in modo che se abbiamo del personale valido ce lo teniamo e lo sfruttiamo tutto l'anno o periodo più lungo, insomma. Perché avete pensato proprio ai piccoli frutti per ampliare il momento di raccolta produttiva aziendale? Beh, innanzitutto anche perché sono sulla stessa tipologia, cioè il cliente che consuma la fragola è anche il cliente che può consumare il lampone, la mora o il mirtillo, compagnia. Certo. Diventa una produzione abbastanza similare, sulla stessa filosofia, diciamo. Però il consumo è molto diverso, perché Sì. le fragole hanno un radicamento più intenso. I piccoli frutti è da circa una ventina d'anni che sono qui da noi. Sì, diciamo che comunque non abbiamo ancora la mentalità di ragionare come la fragola, mentre la fragola è un consumo giornaliero delle famiglie, Certo. Secondo me. Questi qua è un po' d'appannaggio prevalentemente gelaterie e pasticcerie in questo momento, oppure il loro beneficio che si può dare a una famiglia perché fanno una torta o vengono trasformati in succhi o in qualcos'altro, non proprio da consumo fresco, non abbiamo ancora quella mentalità lì. Però, per esempio, nei paesi del nord, in Gran Bretagna, ma anche nei Paesi Bassi, i berries, le bacche, vengono consumate così al fresco, naturalmente, come fosse un frutto come la pesca da noi. Ci arriveremo a un consumo del genere? Ma sarà un po' difficile secondo me, perché noi in Italia abbiamo una vastità enorme anche di altri prodotti, melone, l'anguria, la pesca, cioè che magari in certi altri paesi del nord non hanno, per quello che a volte la tendenza di cambiamento, Certo. diciamo, di sistema proprio di alimentazione è un po' diverso secondo me. Eppure i piccoli frutti sono dei prodotti che hanno un forte concentrato di sostanza benefica, a parte il complesso vitaminico, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A, sono ricche di flavonoidi, che sono questi polifenoli, queste sostanze organiche naturali con delle grandi proprietà salutistiche. Si parla addirittura di un'associazione tra polifenoli e cura del morbo di Parkinson, anche se ovviamente sono tutte cose che vanno prese con le pinze perché sono tutte in fase sperimentale. Pensate che dove adesso ci sono queste serre che attualmente ospitano i piccoli frutti, qui vicino ci sono quelle delle fragole, un tempo c'erano frutteti e comunque coltivazioni agricole tradizionali. È stato un bel cambiamento quello della campagna di queste terre, vero? Sì, un cambiamento proprio generazionale, come si può dire, culturale anche, cioè noi ci adattiamo o abbiamo cominciato a fare culture diverse perché Certo. siamo stati copiati, l'Italia è costantemente copiata da altri paesi e abbiamo bisogno di rinnovarsi e inventarsi prodotti diversi. È un po' una pianta selvatica la mora, una pianta, noi la vediamo, produce dalla cima alla parte bassa, è proprio una parete di prodotto. Sono frutti di rovo questi, no? Sì. Selvatiche, non hanno problemi, anzi devi contenere, pianta che bisogna costantemente tenerla compatta. Quindi è anche impegnativo coltivarla. No, non è impegnativo perché del lato salutare è fortissima, tu devi solo potarla e tenerla aggiornata bene, ecco. E comunque la raccolta è per forza manuale, qui non si può meccanizzare niente. No, queste qua no, c'è qualche iniziativa di qualche macchina che raccoglie mirtilli così, però secondo me andiamo su livelli industriali molto difficili, insomma. Questa è una cultura proprio manuale. Oggi questa zona della provincia di Verona è una delle capitali italiane, ma anche europee, nella produzione di piccoli frutti. Un altro primato, Graziano. Sì, questo è vero. Diciamo che uno che ha imparato a far fragole diventa molto facile fare anche queste culture. Allora viva le more. Allora viva le more. Queste anche le però... bionde, ma comunque anche le more. Graziano, demo dai. Sì. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao. Grazie.